Il prefetto ha deciso l'estensione della zona rossa fino al 31 gennaio del 2026, quindi per altri 4 mesi. Vengono aggiunti alla zona rossa anche l'area del Giardino Salvi e del Park Cattaneo, l'area di via Cattaneo. Ecco in sintesi la nuova zona rossa di Vicenza. Appena scaduta la vecchia ordinanza, ecco subito che si guarda al futuro. Il prefetto non lascia ma raddoppia e lo fa in occasione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con il questore e i vertici delle forze dell'ordine. I risultati dal 1° luglio a oggi, d'altra parte, sono stati incoraggianti. Nel trimestre di zona rossa sono state controllate 7.580 persone, applicati 55 ordini di allontanamento verso personaggi con precedenti per spaccio di droga, reati contro la persona, contro il patrimonio e per violazione del DASPO urbano. L'ordinanza prefettizia potenzia l'attività di prevenzione per la sicurezza urbana, che però viene comunque fatta dalle forze dell'ordine, come aveva già sottolineato il questore Francesco Zerilli. È chiaro che all'aver istituito questa zona rossa significa semplicemente aver per quella parte, porzione di territorio individuato, no, nei confini della zona rossa e per quel tempo determinato, avere aumentato all'interno di quel contesto territoriale l'attività di controllo della Polizia di Stato. Quindi è un'integrazione che chiaramente non può che produrre un effetto positivo, però ecco, ci tengo insomma a rimarcare che sempre e comunque quella che è l'attività da parte nostra. Oggi, oltre a Campo Marzo e al quadrilatero di strade attorno alla stazione ferroviaria, la zona rossa viene estesa anche ai Giardini Salvi e al Parc Cattaneo. Ma non basta, bisogna anche potenziare gli organici delle forze dell'ordine ed è la richiesta del sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Sappiamo che a dicembre ci sono in particolare le assegnazioni della questura, su questo chiediamo a tutto il territorio, a tutti i parlamentari, a tutti i consigli regionali di mobilitarsi per fare in modo che ci sia un'assegnazione forte di risorse al nostro territorio, anche perché sappiamo che sono tanti pensionamenti e quindi rischiamo invece di crescere, addirittura di calare nel numero di agenti sul territorio. Ovviamente potenziare gli organici delle forze dell'ordine permetterà un controllo più capillare della città e della provincia, in modo da evitare che la zona rossa sposti soltanto il problema in altre zone. Il comune ha chiesto proprio questo, cioè che i controlli siano costanti in tutta la città, perché altrimenti rischiamo che concentrandosi tutto da una parte, in realtà in altri quartieri la situazione peggiori. Su questo prefettura e questura hanno dato la massima adesione, soprattutto hanno ribadito che l'impegno è su tutto il territorio della città. Ecco, su questo noi davvero chiediamo che ci sia la massima attenzione.